Buongiorno amiche e amici, eccoci con la nostra diretta dell'ora di pranzo, eccoci ore 13 ad una nuova trasmissione quest'oggi che va ad affrontare temi che ci riguardano ovviamente in maniera estremamente diretta, perché andiamo a parlare in particolare dei nostri comuni. I nostri comuni, sapete, insomma, è un ente che è fondamentale perché ha il rapporto diretto con tutti noi e insomma, come saprete, come magari purtroppo magari anche constatate, ci sono situazioni in cui il Comune non riesce a soddisfare quelle che sono le esigenze di servizi dei cittadini, e quindi oggi la domanda che io porrò ai miei ospiti è: ma i Comuni li hanno i soldi per sopravvivere? Ovviamente è una provocazione che farò a tre ospiti. Tra l'altro ci sarà anche un bel gioco di parole oggi, mi metteranno alla prova perché abbiamo allora Matteo Romanello, che è sindaco di Marcon. Buongiorno, grazie dell'invito. Poi abbiamo Stefano Marcon, che è sindaco di Castelfranco. Buongiorno, grazie e saluto il mio sindaco. Poi abbiamo Simonetta Rubinato, ex parlamentare del PD e presidente dell'associazione Veneto Vivo. Sì, buongiorno. Ed è anche ex sindaco di Roncade. Per cui, ho insomma, avuto questo onore. Un'esperienza che va sia su quello che è la presenza nel territorio come sindaco ed ovviamente anche in Parlamento, perché ci racconterà, insomma, avrà modo di portarci quelle che sono le cose che ha potuto vivere. Io avrò anche molto piacere di sentire voi che siete a casa. 0422 162 6798, il nostro numero di telefono lo vedete lì in sovraimpressione. Allora, ovviamente il momento è particolare perché tra l'altro in questa fase nella quale si sta facendo insomma, il governo sta cercando di fare il programma finanziario del prossimo anno, scontri con l'Europa continui, i comuni che tra l'altro per il concetto del spending review eccetera eccetera avrebbero anche soldi a disposizione, però non possono usarli. Quindi, primo giro, la vostra sensazione qual è in questo momento riguardo alla disponibilità di poter usare i soldi che anche avreste? Allora, io parlo della mia esperienza personale, che forse è un pochino in controtendenza a quella di altre situazioni, di altre realtà. Fortunatamente io divento sindaco un anno e mezzo fa e quindi trovo comunque una situazione decisamente stabile su quella che è la situazione del bilancio. Un grosso avanzo di bilancio, quello sì, delle grosse rimanenze di investimenti non portati a termine che ci danno delle belle prospettive per il futuro, per pensare a opere molto importanti come quella che è in programma, una scuola paritaria, una scuola elementare, che possa essere nel caso specifico per Marcon un punto di aggregazione e fusione di due attuali scuole elementari, quella che noi definiamo la Don Milani e la scuola Marconi. Allora, Romanello, le interrompo un attimo perché secondo me spesso vengono utilizzati dei termini che non è detto che tutti conoscano. Certo. Okay. Proviamo a definire cos'è per un comune l'avanzo di bilancio. È una spesa, quelle che vengono nominati come capitoli di anno in anno, e sono quelle spese che non riescono a essere investite, utilizzate, perché non riescono a essere assegnate, perché ci sono delle problematiche a livello di stanziamento, delle problematiche a livello burocratico, e quindi tutti quei soldi non spesi vanno a finire in questo calderone. Ipotizziamo che sia il 2016, a fine anno, anzi nel documento programmatico del Comune erano stati stabiliti, che ne so, 1000 euro, si arriva a fine anno che di quei 1000 euro sono stati spesi 800, giusto? 200 quindi vanno in avanzo di bilancio. Nell'avanzo di bilancio, quindi sarebbero soldi, ditemi se stiamo sbagliando in qualche modo, che facciamo ben capire. Più o meno, poi ci sono stati dei cambi, ma lasciamo parlare prima i sindaci. Patto di stabilità e pareggio di bilancio, la normativa nazionale è cambiata, quindi poi magari si può anche specificare. Sì, entrando nel tecnico, ma è molto tecnica la cosa, perché appunto patto di stabilità, equilibri, 118, amministrazione dei bilanci, però per sintetizzare, se posso, certo. Che cosa fa un comune? Il bilancio di previsione. Oggi la data di scadenza per il bilancio del prossimo anno è il 31 dicembre. Il comune dice: ok, presento il bilancio, ipotizzo 1000 di entrata e 1000 di uscita, perché è in equilibrio. Durante il corso dell'anno spendo... Mi scusi, diciamo anche un'altra cosa, che abbiamo la fortuna mediamente in Veneto di avere sindaci che sono bravi a gestire, sindaci e dirigenti sono bravi a gestire il bilancio, perché ci sono anche tanti comuni, ogni tanto sentite, no, che da Roma devono andare a intervenire, invece qua abbiamo anche il vantaggio di avere gente che riesce a fare delle previsioni che poi si avverano.
entrata 1000, spesa 1000. Nel corso dell'anno, il 2019, spenderò 800 e ho 1000 in entrata. Avanzo 200. Quell'avanzo lì, in linea teorica, e il bilancio del 2019 era in previsione in equilibrio, ho i 200 che mi restano, l'anno successivo la sentenza della Corte Costituzionale oggi ha detto che li puoi mettere in spesa perché hai una pari entrata, prima non si poteva. Dicono, tu ipotizzavi di spendere l'avanzo 200, ti trovi ad avere un bilancio in disequilibrio, spendevi 1.200 avendo 1.000 in entrata. Questa è la logica dell'avanzo di bilancio. Che penso sia difficile da comprendere, perché se io sono a casa e dico bene, se nel 2016 non ho speso i 200 euro, nel 2017 mi sembra normale poterne usufruire. In equilibrio. Allora, proviamo un po' a far capire anche agli ai cittadini normali, insomma, che cosa significa questo, perché magari c'è un po' di distrazione su questo tema proprio perché è tecnico, ma in realtà sono le risorse già pagate da cittadini e imprese, quindi sottratte all'economia reale, e che in tutti questi anni si sono accumulate, non sono state restituite alle comunità. Mi spiego. L'avanzo è una sorta di risparmio del comune, per semplificare, certo. Però non è un bene che il comune non faccia buchi, debiti, benissimo, però non è neanche un bene che faccia risparmi, perché vuol dire che ha chiesto ai cittadini più risorse di quelle di cui aveva bisogno. Le risorse devono restare alle famiglie e alle imprese il più possibile perché fanno girare economia. Allora, cosa è successo in questi anni? Le associazioni dei comuni lo dicono da tempo e io sono stata in Parlamento, tra l'altro una di quelli che mi onoro di aver sempre su questo tema fatto emendamenti e purtroppo non essere stata seguita. Da sempre, da dopo fine anni 90, entra in vigore, cioè in Europa viene inventato il patto di stabilità, che non è una cosa cattiva, dice che tu devi spendere i soldi che hai sostanzialmente, sto semplificando. Il problema, esatto, ma il problema di come spenderli e spenderli bene è una cosa che poi ogni Stato decide dentro di sé come applicarlo. E una delle applicazioni che è stata fatta in Italia di questo patto di stabilità rispetto agli enti locali, parliamo, era una modalità anche un po' stupida. Perché? Perché costringeva a fare gli avanzi. Mentre in un pareggio in bilancio tu prevedi 1000, puoi spendere 1000, con il patto di stabilità che è stato abolito nel 2016 in Italia, come era prima per gli enti locali, ma fino a quel momento ha funzionato, costringeva ogni anno i comuni, le province e anche le regioni a fare degli avanzi, cioè a spendere meno di quello che entrava, perché in qualche modo tutti i governi hanno fatto di questo tesoretto qualcosa per coprire altre misure loro, altre cose, non restituendole ai cittadini. Dal 2016 succede una cosa molto importante. Viene abolito in Parlamento il patto di stabilità e si dice si passa al pareggio di bilancio, che è un po' quello che ha spiegato adesso il sindaco Marcon. E cioè, occhio che cade anche lei. Ma perché mi sono pensato. Allora, dal 2016 in teoria funziona così, che secondo la legge tu devi fare il tuo bilancio di previsione stabilendo con prudenza le entrate per poi fare le relative spese. Cosa succede però? Che in quel momento, e io proprio a dicembre 2015, mentre si stava votando questo cambio importante, perché non avrebbe più costretto a fare avanzi agli enti locali, faccio un emendamento, il 35.4, dicendo va benissimo il pareggio di bilancio, ma perché sia tale bisogna far sì che nel prospetto delle entrate e delle spese, questo era il mio emendamento, l'avanzo, cioè quello che ha risparmiato il comune l'anno prima e che accerta ad aprile nel consuntivo, deve essere non solo dalla parte delle spese, ma anche dalla parte delle entrate, se no mi spareggia il pareggio e quindi sembra che io stia facendo un buco dove invece ho le risorse. Questo mio emendamento, il 35.4, era pure coperto dal fondo crediti dubbia esigibilità, che paradossalmente in questo paese sono risorse che i comuni devono obbligatoriamente accantonare per prudenza, perché ci sono comuni che prevedono entrate colossali, poi non le incassano e quindi fanno i buchi con le spese che hanno sostenuto. Questi crediti, questi fondi rischi, diciamo così, dei comuni sono benissimo
possono benissimo coprire la liberazione degli avanzi, dicevo io, e anzi non vanno messi come entrata, mentre in quel prospetto sono entrata, che è folle, perché devono stare fermi, appunto a prudenza. Purtroppo non ho ragione, non viene approvato il mio emendamento, che tra l'altro era sostenuto anche dall'ANCI, in particolare ANCI Veneto, e non passa. Per cui cosa è successo? Che le regole di bilancio, pur nel pareggio di bilancio, dopo il patto di stabilità superato, hanno il cosiddetto doppio binario, hanno costretto ancora i comuni a spendere meno di quello che entrava e quindi a fare avanzo. Totale risultato che interessa ai telespettatori. Quanti sono questi soldi oggi, questo tesoretto? Sono, secondo l'ultima stima dell'ANCI nazionale sui resoconti, sui rendiconti del 2016, sono, badate bene, 8-9 miliardi di euro. In Veneto sono circa 1 miliardo di euro, sto parlando solo dei comuni, perché poi ci sono anche gli avanzi delle province, e mi risulta sulla provincia di Treviso siamo sui 213 milioni. Siamo sui? 213 milioni a me risultava che erano un centinaio, che sono comunque tanti. Significa poi che questi soldi possono essere impiegati in infrastrutture, in opere pubbliche, in spese in conto capitale, che è quella drammaticamente tagliata in questi anni, perché i sindaci pensavano al sociale nel momento della crisi e quindi dove hanno tagliato, purtroppo hanno tagliato la parte investimenti, che invece è quella della crescita. Quindi insomma penso adesso sia chiaro anche ai nostri telespettatori, fatto sta che vi sono stati sottratti tramite le tasse, perché poi anzi ci sono stati sottratti tramite le tasse di denari che dovevano avere una funzione e alla fine sono stati bloccati. Però chiariamo anche perché noi non riusciamo a spenderli questi soldi. Non riusciamo a spendere questi soldi perché abbiamo una spesa legata al personale, cioè magari ti trovi un ente che ha un numero limitato sui lavori pubblici, su quelli che sono gli uffici standard, e magari non riescono a sviluppare il lavoro tale per cercare di spendere queste disponibilità, anche per il semplice fatto che il codice degli appalti è un codice che è stato modificato più e più volte negli ultimi 5 anni, e una normativa costantemente in aggiornamento rende tutto più difficile, rende tutto più dubbioso, ecco, da parte di coloro che si prestano per spendere questi avanzi. Non siamo sempre noi gli inadempienti come sindaci. Qual è la voce sulla quale, secondo voi, nel momento in cui insomma c'è questo sblocco? Perché poi non ho ancora capito alla fine. È definitivo? È definitivo. La circolare interpretativa oggi dice fino al 31/12/2018, è inerente a risorse 2018. Quindi adesso ci sarà la rincorsa a spendere i soldi? Ci sarà la rincorsa a spendere i soldi, quindi bisogna che i comuni siano pronti con l'iter amministrativo, progetti, bando di gara, come accennava il sindaco. E nella speranza che questo si possa applicare anche nelle annualità successive, perché ad oggi non è così, solo quelli del 2018. Poi il principio della Corte Costituzionale dovrebbe essere tenuto in considerazione, perché è innegabile. Io capisco, sai, le prudenze che hanno i responsabili di ragioneria, i revisori dei conti e anche i sindaci. Però qui stiamo parlando veramente, poi questa è la mia opinione, ma su questo ho fatto un convegno anche col professor Antonini e credo che mi sono confrontata anche con esponenti dell'ufficio parlamentare di bilancio, quindi diciamo così ho un po' studiato la questione, se no non mi sarei neanche permessa di invitare anche il mio sindaco a utilizzare le risorse che ha, anche facendolo prima della circolare, perché una cosa deve essere chiara. E ripeto, questo non lo dico contro gli amministratori che, come dire, in questi anni stanno aspettando ancora, dicono di questa incertezza. Il nostro sistema, come veniva detto prima, è un coacervo di poteri, livelli, eccetera, che crea incertezza, no? Quindi io capisco i timori. Però, qui bisogna stare sul tema. Se noi andiamo all'articolo 1, scusatemi la digressione, ma bisogna andare all'articolo 1 delle preleggi del Codice Civile, che fa l'elenco delle fonti del diritto, cioè di quello che fa e ha efficacia di legge nel nostro ordinamento, nell'elenco non ci sono le circolari, perché le circolari non creano nuove norme e non possono cambiare le norme. Le circolari sono meri adempimenti, come dire, burocratici, che gli uffici devono adempiere, in questo caso il Ragioniere dello Stato, per dare attuazione alle norme che esistono. Quindi in realtà la norma dello sblocco degli avanzi esiste già
Esiste perché l'ha fatta la Corte Costituzionale, cioè non c'è dubbio che gli avanzi sono liberi e sbloccati da novembre 2017 allora, scusi, è confermato dopo il novembre 2017 la Ragioneria dello Stato, invece di fare la circolare adeguatrice come questa, ha detto ma noi ci abbiamo già pensato con le norme, i piccoli sblocchi. Nel maggio 2018 di quest'anno la Corte ritorna sul tema e dice no cara Ragioneria, gli avanzi sono già liberi perché lo dice la Costituzione. Allora io dico che andiamo un attimo in pubblicità e poi sentiamo cosa ne pensano i nostri due sindaci qui in studio. Allora, stiamo ancora sempre su aspetti di finanza pubblica e Simonetta Urbinato, che tra l'altro è anche legale perché è avvocato, no? Sì. E quindi ci sta anche aiutando con spunti relativi alla Costituzione. Oltre che aver lavorato in Commissione Bilancio alla Camera. Oltretutto, ci ha spiegato quella che è la realtà in termini legislativi e la sua posizione. Questo diciamo che la posizione in termini legislativi non corrisponde però all'atteggiamento, mi sembra di capire, di quanto viene detto dal governo o dal Parlamento. Se posso, riprendendo un attimo quello che ha detto l'onorevole, il suo comune ha applicato l'avanzo e bilancio prima della circolare interpretativa, in forza di quello che ha appena detto l'onorevole, con il parere contrario del responsabile finanziario. È vero? Certo. Ecco, io non avrei mai fatto un atto con il parere contrario del responsabile finanziario, giusto per essere chiari e perché i principi di prudenza sono quelli che dovrebbero guidare. Un dettaglio, responsabile finanziario del comune o a livello del comune. Okay. Ogni atto che tu fai in comune è all'avallo del dirigente o del responsabile dell'atto stesso. Il comune di Roncade, sulla scorta dell'argomentazione dell'onorevole Rubinato, ha anticipato la circolare, perché la circolare è interpretativa. Infatti, perché il parere della sentenza è del 2017, è tutto corretto, però io che sono sindaco non mi invento al mattino di fare, domani mattina spendo i 5 milioni che ho di avanzo e dopo qualcuno farà. Tanto non bisogna buttarli via, bisogna avere dei progetti, bisogna spenderli bene, ci mancherebbe altro. Non ho detto buttarli via. No, ma mi dispiace. Non faremo mai. Allora io nel 2009 da sindaco ho sforato il patto di stabilità, eravamo nel pieno della crisi, avevo 4 milioni da pagare di opere pubbliche, scuole messe a norma, il patto di stabilità mi diceva tu ne puoi pagare solo 2 e lasci l'impresa ad aspettare. Io avevo i 4 milioni in cassa, ho pagato i 4 milioni, sono stata in consiglio comunale, mi sono fatta dare il voto favorevole. Il responsabile finanziario, giustamente perché fa un altro mestiere da quello del sindaco che ha una responsabilità diversa, ha dato parere contrario. Io mi sono presa la mia responsabilità e ho avuto alla fine, credo anche ragione, perché le imprese sono state pagate e hanno potuto continuare a lavorare. Anche qui, se posso, avrei qualcosa da dire, perché il sottoscritto nel 2010 è diventato vice sindaco in un comune che era l'unico in provincia di Treviso sopra i 30.000 abitanti con il patto di stabilità sforato. Il mio predecessore è stato 3 anni a portare in equilibrio il bilancio, perché era diversa. Le sanzioni rispetto allo sforamento di patto di stabilità erano diverse, non erano di carattere personale. C'è stata una riduzione dei compensi, una riduzione dei trasferimenti. E le abbiamo sopportate quelle. Però è una cosa diversa rispetto a dire... Però attenzione, io qui sto dicendo che vengono valutate, come hai detto giustamente tu, si fa la valutazione di quali sono le sanzioni. In questo caso anche la stessa ANCI aveva detto in un comunicato prima di questa versione della Ragioneria che non saranno applicate, difficilmente saranno applicate le sanzioni perché si sta applicando una norma secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale. Sì, io volevo metterla sotto un altro piano e penso che il discorso abbia necessità di superare un attimino l'ostacolo. Questi avanzi, dobbiamo chiarirlo, sono costantemente in crescita per i comuni, quindi è una manna dal cielo sotto un certo punto di vista.
Dal mio punto di vista, e se lo rapporto alla mia realtà, perché? Perché ti limiti a fare esclusivamente l'ordinario. Con questa possibilità avvii scuole, avvii strade, avvii tutte quelle opere importanti che in altro modo non avresti potuto programmare e consolidare nel tempo. Ecco. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Chi parla? Buongiorno, io volevo fare una domanda riguardo all'accorpamento dei comuni e riguardo alla burocrazia. Mi sbrigo in 2 secondi. Il primo quesito è: io non sono d'accordo per la fusione dei comuni di nessun tipo e di nessuna tipologia, perché non è questo l'andazzo per correggere tutte le porcherie. E poi volevo chiedere una cosa: io quando ero giovane sentivo che di questa burocrazia che c'è adesso c'era il sentore in minima parte. Come mai di anno in anno si è sempre più ingrossata questa burocrazia? È ovvio che la burocrazia fa comodo al politico, perché il politico poi deve mettere nei propri meandri dirigenti, compagni, amici, parenti e quant'altro, e così facendo non farete altro che far morire veramente, ma veramente in primis territori come il Veneto. Se qualcuno mi sa rispondere vi ringrazio. Allora, grazie a lei. Rispondere, signora, lei ha fatto 2 accuse, ha detto cosa me la pensa, no? Poi, vabbè, allora proviamo. Non aveva parlato dell'accorpamento dei comuni. Addirittura ha parlato di fusione, lei. Proprio... Sì, di fusione, insomma, questa è una delle strade suggerita io non so se addirittura dall'Europa. Il testo unico prevede che per la gestione associata di servizi vi siano diversi strumenti, tra cui la fusione, le unioni, le convenzioni. Oggi... Voi siete favorevoli, giusto al volo così? Ma non potrà mai essere un limite, anzi è da dipende dal caso specifico, nel senso che ci sono casi in cui come dire, il progetto di fusione può avere un suo valore. Io non sono di quelli che dicono che si devono accorpare i comuni solo per risparmiare risorse, perché come abbiamo appena sentito ci sono 8 miliardi 9 di risorse risparmiate e vanno usate per i comuni che sono virtuosi. È un problema di gestione di funzioni, cioè trovare gli strumenti migliori per rendere più efficace e utile migliore il servizio al cittadino. La fusione solo perché bisogna mettere insieme no, la fusione se è un buon progetto che dà risposte migliori ai cittadini sì, quindi tant'è che si prevede anche un referendum perché poi i cittadini possano esprimersi. O anche l'unificazione di servizi. Esatto. Comunque sono cose che avvengono. Cioè, ma in quel caso parliamo di unione dei comuni. Ecco. Quanto alla burocrazia, se posso dire, nel livello dei comuni e delle province nostre, quindi non a livello di ministero di altro, si assume per concorsi, quindi in realtà non è che il politico di turno a casa chi vuole, se le regole vengono rispettate dovrebbe e deve vincere il migliore di quelli che si candidano attraverso concorso. Io penso che non si riferisse a quello. A me per esempio una cosa che non riesco a digerire è tutta la burocrazia che ci vuole per fare una sagra. Ah beh, certo, ma quello dipende dalle leggi, dipende dalle leggi che vanno. La burocrazia oggi, chi deve fare una sagra quasi quasi presenta un progetto come fare una casa. Proprio per questo, Stefano. Mosso da qualche buon proposito, perché la sicurezza, tutte quelle cose là, per l'amor di Dio, non si prescinde. Però mamma mia, fare una sagra è come fare una casa. Che non siano carte inutili, vanno anche qua soppesate la situazione. Comunque anche per fare una casa però proprio per questo bisogna che le norme che ci sono, quando ci sono, le interpretiamo nel modo migliore possibile. È proprio per questo che la circolare, scusate se insisto, come classe dirigente si devono dare anche messaggi corretti. Allora, dei timori sì, ma il fatto che non si è approvato con una legge lo sblocco, ma con una circolare in teoria, significa che lo sblocco c'era già, perché la circolare non lo può decidere lo sblocco degli avanzi. Era un mero adempimento obbligatorio doveroso della ragioneria. Questo è il punto. Dopodiché siamo talmente abituati da anni di regole, di burocrazie, i nostri ragionieri sono diventati come a volte più zelanti del re che sta a Roma e hanno timore. Ma il sindaco non ha preteso un parere conforme del ragioniere, gli ha detto con tranquillità la tua coscienza fai quello che vuoi, io mi prendo la responsabilità. Il capo ufficio, la ragioneria è sicuramente, e
deve tutelarci sotto un certo punto di vista, e quindi è giusto, secondo il mio punto di vista, che stia dalla parte del formaggio, si direbbe in termini poco tecnici. D'altro canto è necessario prendere atto che è stato questo governo, No, Simonetta, ce ne dia atto, solo adesso vediamo sono molto piccoli segnali di ripresa. Anzi, vi dico di più per dimostrare la mia oggettività. Uno, ho detto che il mio emendamento che faceva questo, anticipava le sentenze della Corte nel 2015, mi è stato bocciato, è peggio per chi me l'ha bocciato a questo punto, perché sarebbe stata, come sapevo, una misura straordinaria. Uno, e lo sapeva anche l'ANCI, da cui mi era arrivata la proposta che poi io avevo elaborato. Due, sul bando periferie su cui si è fatto un gran cancan, io non ho preso parte al cancan perché ho detto che vale molto di più lo sblocco degli avanzi, paradossalmente, che non quello delle periferie. Certo. Il governo non deve togliere risorse che ha garantito ai comuni attraverso il bando periferie, quindi quei fondi devono tornare ai comuni, però ho anche, come dire, considerato che quelli riguardano 96 comuni capoluogo, gli avanzi riguardano 6.400 comuni italiani, quindi sono molto corretta, come vedete, nel dare un giudizio. Però io non posso accettare che passi un messaggio che è sbagliato. Il Ragioniere dello Stato non ha fatto una norma, non è il governo che ha fatto la norma, il governo ha semplicemente preso atto del circolare del Ragioniere. Dico di più, lo sblocco degli avanzi, se avesse voluto farlo il governo, l'avrebbe fatto nella proroga termini, dove il governo ha messo, con un emendamento del Parlamento ad agosto, ha messo solo in 4 anni uno sblocco di 1 miliardo di comuni, città metropolitane e province. Quindi quella era la sede per dire sblocchiamoli tutti e avreste fatto il governo questa cosa. Dopo c'è un altro in aspetto. realtà, scusate, lo sblocco non l'ha fatto né il governo di prima né questo, l'ha fatto la Corte Costituzionale. Pronto? Buongiorno, chi parla? Pronto? Sì, la sentiamo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Le dirò che sto finendo di mangiare, però ho paura che la mia digestione sia finita male. Cosa sta mangiando, allora, signora? Ci faccia invidia. Invidissima. Spaghetti con sugo di noci. Ah, però. Guarda che io non sono veneta, l'avviso subito. Allora, intanto, punto numero 1, quando vedo queste discussioni e qualcuno che ride in modo così sfacciato, a me non piace, perché queste situazioni, queste discussioni devono essere prese in modo molto serio, con una certa eleganza, diciamo. Quindi secondo lei una persona che ride non è elegante? No, che cinica e ride, quel cinismo, cioè, capito? Non è ridere, non è ridere per essere contenta, no, è un'altra cosa, punto. Va bene. Questa è la mia opinione. Poi un'altra cosa, io vorrei sapere da questi personaggi, no scusi, questo è un po' riduttivo, ma da queste persone importanti, cosa pensano di quello che sta facendo il governo in questo momento, perché veramente c'è da aver paura, secondo me. In quale ambito? Mi perdoni, perché un governo ha un sacco di ambiti sui quali intervenire. Scusi, ma io non la vedo parlare, lei parla, cos'è? È un triloquo, no? Comunque, voglio dire che secondo me, un ambiente totale, generale, stiamo attenti, è un momento difficile, ma molto difficile, e chiudo il discorso. Ma io sono contenta di sentirvi, perché vuol dire che la cultura viene fuori anche da queste cose, ok? Vabbè. Però insomma non c'è detto su cosa non le va del governo, perché ripeto, il governo ha una quindicina di ministri e tutta una serie di attività, quindi è solo l'aspetto economico? No, economico, di tutto di più. Di tutto di più, lei è completamente scontenta del governo? No, anche perché io, per carità, sono favorevole ai giovani, però ai giovani che hanno vissuto una realtà tout cru. Ce la so, insomma, la signora. Va bene, grazie signora, grazie, anzi buon appetito per il suo spaghetto con le noci. Allora, siccome stiamo parlando di comuni, devo andare in pubblicità, io sull'azione di governo mi date un elemento concreto, tangibile, diretto, ma siccome mi piace dare un tema alle trasmissioni, se ci mettiamo a parlare dell'attività del governo italiano in questo momento, secondo me andiamo leggermente fuori tema, quindi
Breve spazio pubblicitario e poi riprendiamo ore 13. Allora, riprendiamo a parlare appunto di come fanno i comuni a sopravvivere, ovviamente sopravvivere in senso economico, come, insomma, come si stanno gestendo in questa fase, perché ormai c'è questo concetto, no, che l'ente pubblico in difficoltà, che non ha le coperture eccetera eccetera, ormai cominciano a essere è più di qualche anno ormai che ce lo portiamo dietro e dall'altra parte i cittadini si vedono ovviamente recapitare le bollette per pagare le tasse eccetera eccetera, vorrebbero avere delle risposte. A medio e lungo periodo come la vedete? Bella domanda, eh? Una domanda. Su quale fronte? Sulla copertura economica dei comuni. Parliamo dei comuni perché già secondo me ne abbiamo abbastanza. Le norme ti danno lo strumento per poter pianificare con un triennio, quindi per un triennio sappiamo già gli ambiti in cui ci possiamo muovere. Poi si sa anche che di anno in anno la finanziaria magari appone dei correttivi e i comuni vi si adeguano, tutti gli enti locali, non solo i comuni. Chiaro. Comunque uno degli strumenti messi in atto nei momenti di crisi più importanti di questi odierni, perché oggi possiamo dire che i comuni un po' di respiro lo hanno. Qual era? Quello di andare a fare investimenti laddove si produceva risparmio, perché ammodernare l'impianto di illuminazione a Castelfranco Veneto negli ultimi 4 anni ha concesso di dimezzare il consumo di kilowatt ad esempio. Fare delle sinergie con altri enti ha consentito di poter razionalizzare le spese di personale. Prima si sentiva parlare di fusioni di comuni piuttosto che di unioni. Quelli sono strumenti che, ripeto, consentono di gestire in forma associata determinati servizi. Non so, ipotizziamo un comune che ha 30 dipendenti e ce ne sono con meno di 30 dipendenti, che ha il capo ufficio tecnico che va in pensione e non lo può sostituire perché la norma non te lo consente, mette in gestione associata con altri comuni quel servizio, quindi basta una persona per fare lo stesso servizio ad una comunità più ampia. Quelle sono state le strategie che hanno posto in atto i comuni negli ultimi anni per poter consentire di tirare fino a qua. Che però effettivamente, come diceva prima anche Romanello, questi sono dei palliativi, no? Cioè si vanno a tamponare dei buchini, però se vogliamo avere una visione un po' più a lungo periodo, ma non per coprire l'essenziale, ma perché per crescere, perché un sindaco dica bene, qua fra 30 anni diranno che io sono quello che ha portato il comune in quella direzione, perché magari gliel'ho anche promesso in campagna elettorale, perché è ovvio, in campagna elettorale si vanno a dire delle cose magari sugli aspetti di tutti i giorni, ma contemporaneamente il cittadino vorrebbe avere una visione. Allora sentiamo chi c'è al telefono e poi però insomma la domanda è: secondo voi si potrà ripensare, e se sì cosa è necessario per farlo nel lungo periodo e quindi con una visione? Pronto? Pronto, buongiorno, sono Gabriele. Buongiorno Gabriele. Volevo presentare un po' una situazione. Io trovo sulla mia busta paga, presa oggi praticamente, una trattenuta addizionale comunale di 9,90 €, trattenuta addizionale regionale di 15,22 €, trattenuta addizionale comunale a conto di 6,58 €, praticamente circa 30 €. La mia busta paga è di 1.241 €. Stiamo parlando di questi soldi qua che i comuni non riescono a spendere, oppure anche degli altri. E se non li riescono a spendere, perché non ce li lasciate? Così non abbiamo neanche il problema di spendere, perché cioè, le strade rimangono come sono perché non li potete spendere. Se li chiedete comunque e sono là su non so dove, fatemi capire. Magari lei qualche idea su come spenderli ce li avrebbe, e se li spende lei giustamente è anche più contento. Sì, esatto. E se effettivamente questi allora, sono quelli che appunto state parlando voi, perché sì. Adesso lo chiediamo ai miei ospiti. Grazie a lei. A voi. Allora, nello specifico io mi interrogo quasi quotidianamente del perché io abbia deciso di candidarmi a sindaco o di svolgere questo importante ruolo. Mi piace, quello è poco ma sicuro, ma soprattutto mi piace stare in mezzo alla gente. Mi piace poter dire e poter pensare nel futuro di
con le mie strategie, con le mie ideologie, con quello che sono i miei pensieri anche pianificatori per il Paese, di poter lasciare un qualcosina che possa, come diceva correttamente lei prima, essere identificato nel futuro. Molte volte però questo ruolo molto impegnativo, decisamente frustrante anche molte volte, la gente ti abbraccia talmente tanto da tirar via molte volte le energie. Perché non riusciamo tutti insieme come società a livello culturale a vedere oltre l'ostacolo? Non può essere il problema del tombino o dell'aiuola o dell'erba tagliata 5 giorni dopo rispetto a quello che sarebbe il standard, essere un problema così importante. Secondo me ci vuole un passaggio, superare l'ostacolo più che altro a livello culturale, perché la sensazione mia è che noi facciamo i sindaci, però a fare il sindaci potrebbe esserci qualsiasi elettore, qualsiasi nostro spettatore oggi e trovarsi nelle stesse medesime situazioni. Allora, mi permetto io di fare una considerazione su quello che ho appena detto, certo. Perché secondo me io non guardo il tombino, se mi viene data una fotografia da qui ai prossimi 10 anni dove dico guarda il tombino probabilmente non gli starò tanto attento, però io ti garantisco che non stando attento al tombino ti farò una scuola nuova. Certo. Bisogna anche parlare molto chiaramente alle persone e dargli delle soluzioni molto semplici, perché poi abbiamo tutti quanti un sacco di cose da fare, c'è chi ha più o meno preparazione, c'è chi è più o meno fresco e più semplici siamo, però dobbiamo essere chiari. Io andrei però a rispondere al nostro telespettatore che ha chiamato chiedendo sostanzialmente trattenute dalla busta paga. Certo. L'aliquota IRPEF comunale è una delle fonti di entrata del bilancio del comune. È indubbio che se i comuni producono avanzo di bilancio importante, un cittadino si interroghi se è legittimo che il comune vada a fare quel prelievo. Bisogna, a mio modo di vedere, capire quanto avanzo si fa, perché è fisiologico che si faccia dell'avanzo, ma meno avanzo si fa, più virtuosa è l'amministrazione, come diceva prima Simonetta, perché vuol dire che hai centrato tutta la programmazione tua. Ma non è semplice. Il carattere di prudenza che indirizza gli amministratori, come dicevo prima, deve tener conto di chiudere l'anno con un avanzo. A priori, quando vai a fare il bilancio in entrata, metti anche quello in spesa. Le spese di finanziamento verosimilmente si finanziano con alienazioni patrimoniali piuttosto che con altre fonti oggi, perché primo la tassazione è vietata in aumento alle amministrazioni comunali. Si può ridurla se la si vuole, la si può rimodulare. Le aliquote IRPEF al comune di Castelfranco Veneto proporzionalmente crescono con l'aumentare del reddito, in modo che chi guadagna di più paga di più, ma dire insomma perché non me li lasci e dopo vediamo, non si può. Non si può. Ovvio, era una provocazione, ci mancherebbe. Su questo posso aggiungere anch'io, allora, ha fatto un ragionamento sacrosanto, di buon senso, ma voglio dire, sarebbe d'accordo con il telespettatore anche Luigi Einaudi, che era un meraviglioso, come dire, controllore dei conti pubblici. Allora, quelle che lui vede in sua busta paga sono una parte delle entrate dei comuni, poi l'entrata fondamentale dei comuni è l'IMU, cioè l'imposta sugli immobili, diciamo così, ma lo è in tutti i paesi, non soltanto in Italia, perché ovviamente le case non si spostano e quindi in teoria, siccome quello che ha la casa lì vota il sindaco, è in grado di controllare come il sindaco spende i soldi che da lui preleva, bene o male. Bene. Allora, il tema è proprio questo, ed è per questo che io continuo a ribadire che c'è stata una sentenza, 2 sentenze storiche della Corte Costituzionale, perché col legislatore che balbettava, ha fatto la riforma del patto di stabilità, eccetera, però ha continuato a far fare avanzi ai comuni, agli enti locali, la Corte Costituzionale a novembre e a maggio, soprattutto l'ultimo mese di maggio, ha fatto una cosa storica, che è, come dire, mi sarei quasi vista i sindaci andare davanti al palazzo della Corte Costituzionale, perché finalmente questa volta la Corte ha ribadito il sacrosanto principio dell'autonomia finanziaria degli enti locali. Ha detto, ragazzi, ha detto allo Stato, caro Stato, tu non puoi fare un prelievo forzoso, questo c'è scritto nelle sentenze, a danno delle risorse dei comuni, perché il pareggio di bilancio che c'è in Costituzione chiede a loro solo di non fare disavanzo, non di continuare a mettere da parte risorse utili per gli investimenti
investimenti, quando questo Paese c'è stato il crollo degli investimenti, che vuol dire degrado nelle città, pericolo sulle strade, meno cantieri aperti, eccetera, eccetera, meno anche entrate fiscali per lo Stato, perché se quegli 8 miliardi si traducono in investimenti è chiaro che, come dire, non sono neanche 8 miliardi di spesa. Bene, allora la Corte ha stabilito questo principio, nessun governo oggi può più tornare indietro da lì, perché ha detto che la norma, per essere conforme al principio di pareggio in Costituzione, va riscritta, anzi in parte l'ha riscritta perché ha abrogato un pezzo di una norma dove appunto si davano delle indicazioni contrarie a questo principio. La Corte dice: da oggi in poi tu Stato non fai più cassa sul tesoretto dei comuni, ma su questo c'è la loro autonomia finanziaria, comuni, provincia, città metropolitane. Non è che dobbiamo aspettare la Ragioneria dello Stato, sì, che per mettere a posto le carte del prospetto di bilancio per i nostri ragionieri, eccetera, si chiede questo. Ma qui il problema è che, tanto più in una terra come il Veneto, dove 2.300.000 cittadini hanno chiesto l'autonomia, quella che ancora non c'è, quella che dobbiamo ancora chissà per quanto tempo aspettare, c'è qualcosa che dice che abbiamo l'autonomia su questo, bisogna esercitarla. Vedo non convinto su questo aspetto. Io riconosco a Simonetta Rubinato di essere sempre assunto una posizione critica nei confronti del governo sostenuto dalla maggioranza di cui lei faceva parte, facendo proposte che erano buone, votando poi le manovre finanziarie, perché bisogna votarle. È altrettanto vero però che la sentenza della Corte Costituzionale nasce dal fatto che alcuni comuni hanno fatto dei ricorsi, tanti ricorsi che Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, ecco, che hanno già aperto i loro avanzi di regione e di comuni. Permettimi un attimo. È altrettanto vero che non serviva la sentenza della Corte Costituzionale se lo Stato a cui facevi riferimento prima tu non è stato approvato il mio emendamento. Allora, insomma, la Corte è arrivata allora siamo dovuti arrivare alla Corte Costituzionale perché il governo di maggioranza di allora non ha recepito gli indirizzi che venivano portati avanti. Oggi con questo governo, sentenza della Corte Costituzionale del 2017, siamo dovuti arrivare al 2018 maggio. Ecco, siamo arrivati al 2018, questo governo ha detto ok. Ma se c'era il nostro governo, se ci fosse stato, sarebbe stato uguale. Giusto, però onestà intellettuale, no, perché? Ma adesso ci siete voi al governo. Certo, ma io ho scritto 2 settimane. Non volevo scendere io a lei riconosco che veramente facciamo polemica, la verità. Una cosa che ci riconoscono i cittadini è che c'è la sensazione di un governo attivo, un governo presente, e questo è già un buon obiettivo, un buon risultato, pensando che stiamo parlando di un governo appena nato, quindi diamo anche il giusto tempo a questo governo. Io penso che nei prossimi giorni ci saranno già dei segnali con valutazioni, però insomma teniamo da parte un attimo la partita del governo, perché se mi mettete questo però per il governo è importante questa cosa, perché il governo qui, quello che è importante per il governo è importante anche per noi cittadini italiani. La manovra punta sulla crescita, ha detto anche oggi Tria, no? Perché se non c'è crescita questa roba qui ci fa ballare forte. Per puntare sulla crescita puntano, io lo trovo corretto, sugli investimenti anche pubblici. Ora, gli investimenti pubblici sono quelli che si fanno con gli avanzi in questo momento dei comuni, delle regioni, delle città metropolitane e dei comuni. Quindi paradossalmente il governo può giovarsi, e spero che lo faccia in manovra con gli spazi più ampi, può giovarsi di 2 sentenze della Corte che anche di fronte all'Europa dicono gli avanzi di tutti gli enti locali sono autonomia finanziaria degli enti locali, perché sono 8 miliardi dei comuni, ma diceva oggi sul giornale Forcolin, assessore del Veneto, ci sono 20 miliardi di avanzi delle regioni. Il Veneto ne ha 1 di miliardo. Io continuo a sostenere cifre che valgono una finanziaria. Io continuo a sostenere che li può spendere la regione questi Romanello, soldi. lei com'è che quindi si avrà dato, ce li ha a disposizione questi cioè, ha deciso di usarli? In pareggio di bilancio ho 3,5 milioni. Come li usiamo? Mamma mia, è un bel... Ti hanno lasciato un bel tesoretto, delle bellissime risorse che ho il dovere morale anche di dover spendere. Ha già deciso come farlo? 5,5 milioni in avanzo. Abbiamo ottenuto con inizio anno, e siamo stati ritenuti dalla Regione Veneto sulla base di un finanziamento arrivato a livello ministeriale, siamo uno dei 4 progetti finanziabili in Regione Veneto per la realizzazione della scuola che vi anticipavo prima, una scuola importante da 9,5 milioni,
un'altra parte invece delle nostre risorse in avanzo saranno a disposizione di una strada, di una viabilità assolutamente funzionale per il Paese che si contrapporrà alla nostra via principale, e quindi è un'opera ferma da tanti anni. Solo una ventina di giorni fa sono riuscito, con il consenso dei 14 proprietari che erano in continuo contrasto tra di loro, a farmi cedere gratuitamente questo fondo. L'esproprio mi sarebbe venuto a costare più o meno 860.000 euro, quindi voleva per me dire bloccare il bilancio comunale almeno di un anno, e grazie anche alla disponibilità di questi privati avvieremo quest'opera fondamentale che è questa viabilità. Questo è un esempio virtuoso anche di visione, quando si diceva prima di qualcosa di attività che vanno molto al di là. Io vedo illuminarsi il LED della pubblicità e quindi passo alla linea alla regia. Sempre. Ho chiesto prima al sindaco di Marcon Romanello, appunto, rispetto a quello che è l'avanzo di bilancio, come lo investirebbe, come vorrebbe, come lo investirà. Anzi, lei Marcon, sindaco di Castelfranco, invece? Ho una pista ciclabile, devo restaurare una scuola che dedicherò a mensa, un immobile da dedicare a mensa, e poi un po' di manutenzione straordinaria sicuramente la porteremo a termine. Ma cercherò anche di crearmi, sulla scorta del principio sancito, un piccolo tesoretto da investire il prossimo anno sugli impianti sportivi. Certo. Questo è l'indirizzo che mi sto dando, perché oggi ci sono delle priorità. Quella pista ciclabile lì mi sono impegnato, e mi ero impegnato ancora prima che venisse fuori questa circolare, di finanziarla, di realizzarla, perché è l'unica pista che manca per collegare una frazione col centro, e quindi in qualche modo, o a stralci, mi ero impegnato di farla. Questo mi dà la certezza matematica di poterla finanziare e bandire anche entro il 31 di dicembre. Il progetto esecutivo c'è e andremo avanti. Un'esigenza deriva dal dotare una scuola di una mensa, che oggi è una scuola che sta tribolando per i numeri in crescita della scuola, fortunatamente. E l'idea è quella di fare anche in modo tale che io abbia delle risorse per gli impianti sportivi, che è l'unico punto degli impegni che mi sono preso in campagna elettorale, al quale non ho ancora dato un segnale concreto. Io approfitto della sua presenza, perché lei è anche presidente della provincia, no? Forse, anzi, penso che tra tutti gli enti dei vari livelli sia quello più, in Italia, sia quello più in difficoltà, perché vi sono state date competenze, responsabilità e cose, però sostanzialmente vi sono stati tolti completamente i finanziamenti. Penso che tutti noi, quando giriamo, sappiamo che la provincia ha in gestione parecchie strade, e penso sia la cosa che risulta più immediata, no? Alla vista di tutti. Questa circolare, come la state giocando? Questa circolare non ha prodotto nessun effetto per la provincia di Treviso, perché avevano già derogato alle province la possibilità di utilizzare gli avanzi per chiudere i bilanci precedenti. La provincia di Treviso aveva un avanzo di circa 40 milioni di euro, e nei paio d'anni che prima di me, sono stati utilizzati per chiudere i bilanci. Giustamente lo strumento c'era. Oggi vi è quello che avanzo di sicuro la provincia non ne produce, anzi produce un disavanzo strutturale ogni anno oggi, che viene coperto via via una volta dal fondo del Mezzogiorno piuttosto che da fondi strutturali messi a disposizione delle province. L'aspettativa è che si torni ad avere quell'autonomia finanziaria che avevamo prima della riforma del Rio. Ma si sta lavorando? Oggi nel milleproroghe hanno sancito, oltre alla data del rinnovo dei consigli e dei presidenti di provincia che scaduti o che scadono entro il 31 di dicembre, al 31 di ottobre si va a votare, hanno sancito l'instaurare un tavolo di confronto tra gli enti locali, e non mi ricordo se è stato regioni o governo, per superare la del Rio. È consapevolezza di tutti che questo ente oggi ha mantenuto competenze fondamentali importanti, tra cui viabilità e scuole, edilizia scolastica, e che fa bisogno di essere riformato. Aggiungo che, siccome la del Rio in teoria, poi avrei anch'io qualche critica l'ho fatta, ma poi c'è una maggioranza che vota,
La Del Rio è stata, come dire, trasformato le province in un ente di secondo livello, cioè dove non sono i cittadini che scelgono gli amministratori, ma gli altri amministratori che scelgono chi li amministra. E poi con le manovre di finanza pubblica sono state tagliate le risorse. In teoria era un passaggio transitorio di ristrutturazione dell'assetto istituzionale in vista della riforma costituzionale che aboliva le province dalla Costituzione. Ma siccome la volontà popolare ha mantenuto ferme le province tra gli enti costitutivi della Repubblica, dentro la Costituzione, io credo che sia anche difficile che non si ponga il tema, oltre, come dice giustamente il sindaco Marcon, di ricostruire il sistema, dando le risorse necessarie, sistemando le risorse. Credo che anche sia un po' difficile non tornare a porsi il problema dell'elezione diretta degli amministratori delle province, perché sta in Costituzione questo ente. Poi se qualcuno lo vuol togliere, lo tolga, ma finché è in Costituzione e gli elettori hanno detto devono restare, piaccia o non piaccia, secondo me la politica deve dare una risposta. A me piace tantissimo quando Simonetta... Io sono così, io ho coraggio. Sapete perché? Perché anche voi però dovete avere coraggio del con la Lega. Partito Democratico il doppio incarico. Ricordo che vi era la proposta di abolire i senatori, mettere i consiglieri regionali al Senato, il numero ridotto. Quella sarebbe stata anche una cosa buona. Andavano nel posto dove si fanno le leggi in francese, i rappresentanti territoriali. In francese. Simonetta, sì. Simonetta, scusami. Un più una carega, punto. In francese. Io sono... i doppi incarichi non pagano mai. No, e Marcon invece è in città metropolitana. Aspetta, Marcon come comune? Marcon come comune è in città metropolitana e anche qua so di per certo che c'è un testo presentato dal mio partito politico per la modifica della legge Del Rio che ovviamente necessita di rivisitazione, perché... Anche lì io ho sempre pensato che tu non puoi... Allora, sostanzialmente le città metropolitane fatte come sono state fatte in Italia hanno sostituito le province. Non sono vere città metropolitane, perché Milano lo è, Napoli lo è, insomma, però Reggio Calabria non è una città metropolitana. Hanno semplicemente sostituito le province. Però io ho sempre detto, mi ricordo, lo dissi allora al ministro Del Rio, come fa il sindaco della città, eletto solo da quelli della città capoluogo, essere il presidente sostanzialmente di tanti altri comuni dove i loro cittadini non hanno votato? Anche la città metropolitana è un ente della Repubblica e quindi sono i cittadini che devono eleggere chi la amministra, anche quelli dei comuni fuori, non è che c'è il capoluogo e poi la periferia. Certo. Quindi ho sempre pensato, l'ho rilevato, ma anche lì fu solo ottenuto che nello statuto le città metropolitane potevano scegliere se elezione diretta oppure com'è il meccanismo di oggi, quindi secondo me credo che questo governo, se durerà, se questo Parlamento dovrà affrontare una riforma complessiva della finanza pubblica e visto che colgo l'occasione di due esponenti della Lega per dare anche, come dire, un suggerimento che possono portare da ex parlamentare ai loro parlamentari, lo sblocco c'è già. E anche per il 2019 prepara i soldini che fai bene per spenderli, perché l'ha detto la Corte, l'ha detto la Costituzione. Però, io vado col parere favorevole del settore finanziario, mai il contrario. Secondo me la politica non deve aspettare la ma qui sei protetto dalla Corte. Però ci sono delle altre cose molto importanti che si possono fare. Senta Rubinato, al limite può fare da legale ai due sindaci. Lei sta cercando clienti. No, sto dicendo proposte emendative. Siccome la Corte ha disboscato tutta la roba dei patti, così dicendo il vostro avanzo è vostro, autonomia finanziaria, la storia di chiedere gli spazi con i patti orizzontali, verticali a Roma, a Veneto, quella roba lì si può bellamente abolire perché non serve più, uno, e quindi si semplifica. Altra cosa, il doppio binario delle leggi contabili, la 243 e la 118, la 243 non serve più, basta il 118. Cioè si può semplificare in manovra di finanza in modo che oltre i soldini... Io semplifico la situazione e vi dico che abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione. Io vi ringrazio, spero che i nostri... intanto mi sembra di capire che un po' di soldi da spendere ci sono, dai, partiamo da là. Bel messaggio da investire, di oggi, da investire. Per fare lavoro. Grazie signori, buon lavoro sulle rispettive attività, un caro saluto a voi e soprattutto a chi ci ha seguito in diretta oggi su Antena 3 Nord-Est. Ciao a tutti.